Tornato in villa, notte di terrore ad Arcugnano per l'imprenditore ed ex senatore leghista Alberto Filippi, picchiato, minacciato con la pistola e sequestrato davanti alle figliolette e alla moglie, l'uomo ferito in ospedale. I banditi con accento dell'est fuggiti con un bottino di 2,5 milioni. Il racconto di Filippi, momenti interminabili, pensavo continuamente alla mia famiglia. Sconvolto l'amico avvocato Cesare Dalmaso, tra i primi ad accorrere, una violenza da arancia meccanica caccia la banda di professionisti al setaccio le numerose immagini delle telecamere. Dolore e shock a Creazzo per la tragica fine del 24enne che ha perso la vita scontrandosi con la sua moto contro un'auto, il giovane è sbalzato per metri sull'asfalto. Il Veneto rischia di fermarsi, il mondo dell'autotrasporto lancia un opt-out senza precedenti al governo attivando la procedura del fermo, oltre 5.000 le ditte di trasporto in regione. Sedicenti operatori finanziari e finti carabinieri convincono un sacerdote vicentino a pagare 24.000 euro per mettere in sicurezza il conto corrente, la truffa sventata in extremis dai carabinieri. Nascondeva in auto 10 kg di cocaina, coppia di Cavarzere arrestata dalla squadra mobile di Padova al casello di Boara Pisani. I due sono genitori di 3 figli minori. Taglia una ciocca di capelli a 2 alunne per punizione, bufera su una prof delle medie di Mestre, avviata un'indagine interna. Parato il nuovo anno scolastico in Veneto, prima campanella il 10 settembre, tornano le giornate dello sport e il 22 marzo giornata dedicata all'educazione alla legalità. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano ancora la cronaca con la rapina in villa che si è verificata nella notte ad Arcugnano, nel Vicentino, vittima l'imprenditore vicentino ed ex senatore leghista Alberto Filippi. Ad agire una banda di malviventi armati ed incappucciati, il racconto dell'imprenditore. Ho parcheggiato l'auto, sono sceso, ho sentito queste persone tutte vestite di scuro, con i cappucci passamontagna, ho capito che non sarebbe stata una passeggiata e il terrore l'ho sentito vibrare nel corpo immediatamente, ma pensavo a mie figlie e mia moglie che erano in casa e che avevo appena sentito, alle quali avevo chiesto di staccare l'allarme perché stavo per arrivare a casa. A raccontare i momenti drammatici all'imprenditore vicentino, ex senatore Alberto Filippi, che ricostruisce quanto vissuto intorno alle 23, in cui un gruppo di malviventi, secondo le ricostruzioni, lo ha sorpreso in garage al rientro nella sua villa ad Arcugnano per poi minacciarlo e picchiarlo. All'inizio ho resistito perché volevo in qualche modo inviare un messaggio al telefono vocale a mia moglie. O far partire una telefonata che così capisse, e non ci sono riuscito perché ha iniziato a darmi pugni, infatti ho l'occhio nero, pugni nel collo, nella fronte, mi hanno sbattuto per terra, ho visto i cacciaviti che me li puntavano, però c'è stato uno che mi ha puntato, ha armato prima la pistola e poi me l'ha puntata in mezzo agli occhi. In quel momento sangue freddo, cercare di non perdere la testa. Subito ho detto che non volevo fare resistenza, mi hanno detto questa è una rapina, accento straniero. Li ho accompagnati fino alla porta, ho aperto la porta, me ne hanno destinato uno che aveva un cacciavite molto lungo che me l'ha puntato al fianco, mentre gli altri salivano e andavano di sopra dai miei familiari. Qui i malviventi lo hanno portato in un'altra stanza rispetto al resto della famiglia, bloccandolo con un cacciavite puntato alla schiena mentre rubavano oggetti di valore. Lì è stata un'ora interminabile e dopodiché, finita quest'ora, mi hanno portato su, ho visto che la famiglia stava comunque bene, mi hanno detto di star fermo lì
che loro sarebbero stati lì fuori, invece ovviamente sono scappati, hanno avuto quel quarto d'ora di tempo, ci hanno distrutto, cioè, i risparmi di tutta la vita, che erano non pochi, stiamo parlando tra i 2,5 milioni e 3. Sull'assalto alla villa dell'imprenditore Filippi indagano i carabinieri, la banda è in fuga, al vaglio le immagini delle telecamere della videosorveglianza. Un tassello importante per ricostruire le dinamiche, per raccogliere elementi utili per risalire alla banda saranno le registrazioni raccolte dalle telecamere di videosorveglianza, una vicenda su cui indagano i carabinieri accorsi immediatamente nella villa di Filippi. Fortunatamente ci sono delle telecamere nascoste, una moltitudine di telecamere nascoste che possono darci effettivamente degli spunti interessanti. Ad assistere da subito l'imprenditore Filippi, l'avvocato Cesare Dalmaso. È stata una rapina grave, violenta, aggravata, pluriaggravata. Io ho trovato, quando sono arrivato su immediatamente con i carabinieri, perché Alberto Filippi mi ha chiamato immediatamente, ho trovato una famiglia, Alberto Filippi evidentemente, penso l'abbiate visto anche voi, e non si regge neanche in piedi, una famiglia violentata, violata e violentata, terrorizzata. Un'ora vissuta nel terrore in cui Filippi era separato dai suoi cari e bloccato da uno dei banditi sotto la minaccia di un cacciavite. Hanno separato il padre dal resto della famiglia, quindi minacciando sempre con la pistola, ed è stata un'azione terribile, terrificante. Non è durata un attimo, è durata un'ora di arancia meccanica, un'ora terrificante. All'imprenditore ed ex senatore arriva tutta la solidarietà anche dal mondo della politica. Il vicepresidente del Consiglio regionale Francesco Rucco ha espresso in una nota tutta la sua vicinanza alla famiglia, ribadendo l'impegno del governo sul fronte della sicurezza e sottolineando che il decreto sicurezza va rafforzato e accompagnato da un impegno ancora più deciso per garantire la certezza della pena. Ancora cronaca con la morte di Adam, il bambino di 2 anni deceduto dopo un intervento al braccio all'ospedale di Rovigo. Dopo l'esposto della famiglia, sul caso indaga la Procura di Padova, e domani mattina la comunità egiziana ha organizzato una manifestazione pacifica di solidarietà davanti all'ospedale del capoluogo polesano. La data non c'è ancora, ma l'incarico sarà affidato la prossima settimana. Sarà l'autopsia a stabilire le cause della morte di Adam Mohamed Abdelmoeti Ibrahim Seddiq, il bambino di 2 anni di origine egiziana morto martedì nell'ambulanza che dall'ospedale di Rovigo lo stava portando d'urgenza a Padova. Era arrivato a Rovigo proprio martedì con i genitori che vivono in provincia di Parma per un intervento definito di routine, il riposizionamento dei tendini del braccio destro, procedura già eseguita in Egitto quando il piccolo aveva 6 mesi. L'intervento non aveva avuto successo, per questo, giunti in Italia, i genitori si erano rivolti all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Rovigo. Poco dopo l'inizio dell'operazione, il disperato trasporto del bambino, che sarebbe già stato in arresto cardiaco all'ospedale di Padova, cui Adam sarebbe arrivato già senza vita. Una tragedia per la famiglia che adesso chiede di conoscere la verità. I genitori, seguiti dai legali Stefano Zoia e Cristina Gulisano, hanno presentato denunce ai carabinieri di Padova. Sul caso la procura ha aperto un'inchiesta. Fondamentale l'esito dell'autopsia per dare una risposta alle angosciose domande dei genitori che avevano accompagnato in ospedale un bambino che rideva e giocava e adesso non possono più abbracciarlo. A loro si è stretta la comunità egiziana che sta fornendo supporto. Anche l'ULSS 5 Polesana ha espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia. Notte movimentata in centro storico a Feltre con guai per un giovane del posto. È accaduto intorno all'1:30 in via Paradiso. Il ragazzo alla guida della sua auto è passato a velocità sostenuta vicino ad un bar ancora affollato. Gli avventori lo hanno insultato e lui, sentendo gli improperi, si è fermato dando vita ad un diverbio. Subito dopo è risalito in macchina e ripartendo avrebbe investito una donna di 45 anni e fatto cadere un uomo di 54, entrambi residenti a Feltre, per poi allontanarsi. I 2 feriti sono stati soccorsi e
trasportati in ospedale con traumi di media gravità. La scena è stata ripresa dalle telecamere. I carabinieri di Feltre hanno identificato rapidamente il giovane e denunciato per fuga dopo incidente, omissioni di soccorso e lesioni. Ed uno spaventoso incidente si è verificato a Creazzo tra un'auto ed una moto. Dopo lo scontro muore sul colpo un ragazzo di 24 anni finito a decine di metri di distanza dal punto dell'impatto. Un piccolo mazzo di fiori bianchi, rose e orchidee posato sul selciato di Viale dell'Industria a Creazzo, dove è finito il corpo esanime di Lorenzo Spoladore, un giovane di 24 anni, dopo aver urtato un'auto mentre viaggiava in sella ad una motocicletta. Uno scontro violentissimo lungo il rettilineo avvenuto alle 18 che è costato la vita al giovane di 24 anni di Montecchio Maggiore. Una scena spaventosa per chi si è trovato nei pressi dell'incidente. Ho alzato gli occhi perché ho sentito una botta incredibile e mentre alzavo gli occhi ho visto il corpo di questo ragazzo che rotolava nel cielo. Appena mi sono avvicinata ho capito che era già morto. È stata una scena che mi ha traumatizzato un po'. Sì, anche questa notte devo dire che mi sono addormentata con le lacrime perché pensavo a quel ragazzo mentre volava. Sul posto per i rilievi carabinieri, polizia locale, terre del Retrone che dovranno ricostruire la dinamica dell'accaduto. Lorenzo viaggiava su una KTM Duke 790 in direzione della vicina rotatoria finché non è impattato frontalmente contro una Renault Clio. La moto non era sua, gli era stata prestata da un amico. Quel ragazzo secondo me non so cosa possa provare, ha il solo pensiero che gliel'ho data io la moto per farsi un giro. Infatti è stato il primo ad arrivare perché lui era dietro in macchina che lo stava seguendo e è arrivato sgommando perché ha capito che cosa è successo. Sconvolta dalla notizia la comunità di Montecchio Maggiore dove Lorenzo Spoladore risiedeva con la famiglia. Ma io conosco la famiglia del nonno e cosa ho pensato quando sono stato sindaco, eletto sindaco. La cosa che ho pensato, ve lo dico veramente, era questa: non avere mai a che fare con il lutto di un giovane che muore, che ci lascia così in maniera tragica. Lui era un ragazzo inserito anche nel sociale, con gli scout e quant'altro, quindi come sempre quei figure importanti, figure di riferimento vengono a mancare per un'inerzia, un qualcosa, uno sbaglio per carità di qualcuno suo, non lo so, non voglio far colpe a nessuno, però questo è una cosa che non avrei voluto mai commentare. Ecco, io sono molto vicino alla famiglia, sono vicino al suo nonno, andrò a trovarli perché è giusto che sia così. Ecco, mi dispiace e ho il cuore in mano perché anch'io ho una figlia di 25 anni. Dalla cronaca alla preoccupazione per il caro carburante, il Veneto rischia di fermarsi. Il mondo dell'autotrasporto ha lanciato un opt-out senza precedenti al governo, attivando la procedura del fermo. Oltre 5.000 le ditte di trasporto in regione, la carenza di liquidità sta diventando drammatica. Le ragioni del fermo che Confesato Trasporti, che ha aderito al coordinamento di Unatras, sono il silenzio assoluto del governo sul caro carburanti. Hanno emesso dei decreti che sono inutili, inutilizzabili e hanno solo danneggiato la categoria. L'attacco più che diretto e dirompente e segna forse il momento più teso nei rapporti tra associazioni imprenditoriali e governo, con le categorie dell'autotrasporto che iniziano ufficialmente il conto alla rovescia, o arrivano sostegni concreti o si blocca tutto, compreso il Veneto, dove il comparto conta oltre 5.000 ditte. Lunedì verrà depositato il fermo, che sarà intorno al 20 maggio seguendo l'autoregolamentazione, sperando che le aziende non si fermino prima per mancanza di liquidità. Una corsa contro il tempo con la guerra in Iran che ha innescato una spirale pericolosa e certo non bastano i timidi spirali di pace di queste ore. Il tema è quello della liquidità immediata, dice la CGA di Mestre. Il vero nemico dell'autotrasporto non è soltanto il caro gasolio in sé, quanto lo sfasamento temporale tra pagamenti e incassi. Mentre il pieno di carburante va saldato immediatamente alla pompa o comunque entro scadenze settimanali o quindicinali, le fatture per i servizi resi vengono invece liquidate a 60, 90 o addirittura 120 giorni. Si devono quindi anticipare cifre enormi e questo su bilanci vincolati. Paolo Marcon, presidente della Confartigianato Trasporti di Treviso, sta presto a fare i conti qui tra i camion della sua azienda a Ponte di Piave.
Il carburante fa parte del 30% dei nostri costi, perciò con gli aumenti recenti del 25% vuol dire che sulle nostre tariffe siamo intorno all'8-9% di puro aumento. Troppo importante per sopportarlo direttamente con le nostre aziende. Aziende che quindi rischiano di finire presto in rosso. Solo nella Marca sono 1.500, 13.000 circa gli addetti, spina dorsale dell'intera filiera economica, 2 le mosse urgenti. La cosa immediata che ci serve da domani mattina è che ci ritornino i 200 euro ogni 1000 litri di accise che avevamo già prima della crisi, che purtroppo ci sono state tolte con decreto del governo qualche settimana fa. Poi ci serve la liquidità per le nostre aziende, perché purtroppo con questi aumenti di costi siamo in difficoltà finanziaria. Potrebbe venire con la sospensione dei pagamenti, i contributi e quant'altro. Parlano di stanziamenti, ma sono tutte cose abbastanza volatili, al momento non abbiamo niente sul tavolo. Qui rischia di fermarsi l'Italia, qui rischia di fermarsi chiaramente anche la Marca Trevigiana. Su ruota gira l'84% delle merci non solo di Treviso ma a livello nazionale, perciò capiamo quanto importanti siamo. Non vogliamo pesare, ripeto, la nostra non è una ritorsione, non è cattiveria verso il consumatore finale, ma è questione di sopravvivenza. Fermare i camion vuol dire fermare l'economia nazionale. Con le accuse di tentata estorsione contro il settore del santuario di il rettore del santuario di San Leopoldo a Padova, la polizia ha arrestato un kosovaro di 40 anni. L'uomo, già noto ai frati e ai dipendenti del santuario di Piazzale Santa Croce, era entrato nel pomeriggio di mercoledì nel negozio ed aveva iniziato ad urlare ed inveire contro il personale, chiedendo denaro, 100 euro, e arrivando a sferrare alcuni calci ad uno degli addetti presenti. Immediatamente è stato contattato il 113. Gli agenti delle volanti arrivati sul posto hanno bloccato a forza il kosovaro in stato di alterazione alcolica, lo hanno portato in questura. Per l'uomo è scattato l'arresto, misura convalidata dal GIP che ha disposto la custodia cautelare in carcere. Ed i carabinieri di Vicenza hanno sventato una truffa finanziaria online che stava per sottrarre 24.000 euro dal conto corrente di un sacerdote del territorio. Si tratta del cosiddetto spoofing, ossia dell'invio di un falso SMS di allerta sicurezza apparentemente proveniente dal circuito bancario, con cui la vittima è stata contattata da sedicenti operatori finanziari e poi da finti appartenenti all'arma. I truffatori sono riusciti a far apparire sul display della vittima i recapiti reali, invitandola ad effettuare un bonifico istantaneo d'urgenza con la scusa di mettere in sicurezza il patrimonio. Resosi conto della truffa, il carabiniere si è rivolto ai carabinieri mentre i truffatori tentavano un ultimo contatto telefonico con la vittima. I veri militari sono intervenuti nella conversazione e, in coordinamento con la direzione dell'istituto di credito coinvolti, sono riusciti a bloccare l'operazione finanziaria in extremis. Nascondeva in auto 10 kg di cocaina, coppia di Cavarzere arrestata dalla squadra mobile di Padova al casello autostradale di Boara Pisani. 10 kg di cocaina nascosta nel vano motore dell'auto, un Audi, e in parte nell'abitacolo. Viaggiavano con un quantitativo di droga che, rivenduto sul mercato, avrebbe fruttato 700.000 euro. La coppia di stranieri fermata e arrestata dagli agenti della squadra mobile di Padova all'uscita del casello di Boara Pisani lungo la A13. Tutto è accaduto nel pomeriggio del 16 aprile. I due, lui 36 anni marocchino, lei 37enne di origine romena, genitori di 3 figli tutti minorenni, erano già noti alle forze dell'ordine. A carico dell'uomo precedenti specifici per spaccio di droga e una condanna alle spalle, la donna per reati di truffa e appropriazione indebita. Dopo l'arresto, la successiva perquisizione nell'abitazione della coppia Cavarzere nel Veneziano ha permesso di trovare e sequestrare oltre 1 chilo di hashish. La misura dell'arresto è stata convalidata dal GIP di Rovigo, procura competente per territorio. Per i due si sono aperte le porte del carcere, il 36enne a Rovigo, mentre la donna a Montorio. I 3 figli della coppia sono stati affidati ai nonni paterni. Stroncato forse da un malore mentre stava giocando a padel su uno dei campi da tennis a Lignano Sabbiadoro. La vittima è Giovanni Bertelli, 68 anni, originario della provincia di Padova, ma lignanese acquisito, tennista appassionato da tempo. Sulla riviera friulana gestiva i campi da tennis e da padel. Stamattina stava disputando una sfida con alcuni amici, poi improvvisa la tragedia. Purtroppo i tentativi di soccorso si
si sono rivelati vani ed i medici giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. Sconcerto in una scuola media di Mestre, una docente supplente ha tagliato i capelli a 2 alunne durante una lezione davanti alla classe. Il gesto, avvenuto dopo una semplice domanda, ha lasciato le studentesse sotto shock e i compagni increduli. La scuola avvia un'indagine interna mentre le famiglie chiedono provvedimenti. Un gesto improvviso, la professoressa che si avvicina a un'alunna e con la forbice le taglia una ciocca di capelli nello sconcerto di tutta la classe. Il fatto alla scuola media Bellini di Mestre, la ragazzina aveva chiesto alla prof di quante righe dovesse essere il riassunto che aveva assegnato alla classe. Una domanda forse di troppo per la docente che decisa sia incamminata verso di lei tagliandole una ciocca di capelli. Attoniti i compagni, una ragazzina difesa si è alzata in disapprovazione del gesto violento, ma la prof si è avvicinata anche a lei e con la forbice in un lampo si è trovata una ciocca di capelli in meno. Un gesto inaccettabile per i ragazzini e per i genitori che ora chiedono nei confronti della docente, una supplente di una supplente, con l'incarico di accompagnare la classe fino a fine anno, che vengano adottati dei seri provvedimenti, nel timore inoltre che possa commettere fatti gravi come quelli accaduti alla secondaria di primo grado anche nella scuola a cui verrà assegnata in futuro. La vicenda si inserisce in un contesto già delicato. L'insegnante, arrivata da circa 3 settimane come sostituta temporanea, aveva iniziato a creare malumori tra gli alunni per i metodi ritenuti severi e valutazioni troppo rigide. Il gesto poi sarebbe avvenuto in risposta a una semplice richiesta di chiarimento su un compito, degenerando in un'azione del tutto sproporzionata. Dopo l'accaduto, la scuola ha avviato verifiche interne per accertare le responsabilità e valutare i provvedimenti da adottare. L'insegnante avrebbe riconosciuto l'episodio parlando di un eccesso e di un tentativo maldestro di farsi comprendere. Intanto le famiglie si sono mobilitate, preoccupate per la sicurezza dei propri figli. Sul piano giuridico il caso potrebbe avere risvolti rilevanti, civili e penali, per abuso di mezzi di correzione e disciplina, mentre riemergono precedenti simili che alimentano il dibattito sui limiti dell'autorità docente. Un fatto gravissimo e che non può essere sottovalutato. La scuola deve essere prima di tutto un luogo di rispetto e di crescita e di tutela per gli studenti, quindi nessuna finalità didattica può giustificare un comportamento del genere. Noi come istituzione abbiamo il dovere di controllare, di vigilare e di intervenire in modo puntuale e deciso su episodi del genere che assolutamente non devono ripetersi. E a proposito di scuola, sono state fissate le date del prossimo anno scolastico. In Veneto le lezioni inizieranno giovedì 10 settembre, il termine è fissato per il 12 giugno per primarie, medie e superiori, il 30 giugno per le scuole dell'infanzia, lo ha deciso la giunta regionale. I giorni complessivi di lezione risultano 206 per primarie e secondarie di primo e secondo grado e 222 per le scuole dell'infanzia. Sono state poi programmate le giornate dello sport l'11 e il 12 e il 13 di febbraio per promuovere eventi volti a valorizzare l'importanza dell'attività sportiva. Il 22 marzo potrà poi essere dedicato ad approfondire temi legati all'educazione, alla legalità, considerato che appunto la giornata della legalità, che è il 21 marzo, cadrà di domenica. Il 25 aprile torna la tradizionale manifestazione del trail running e outdoor che attira migliaia di appassionati. La Due Rocche Asolo Prosecco Trail 6, i percorsi disponibili da 6, 12, 15, 22 e 42 chilometri. Un filo di sentieri tra vigneti e rocche, pronto ad accogliere migliaia di passi. Si alza il sipario sulla 54esima edizione della Due Rocche, da quest'anno ribattezzata Due Rocche Asolo Prosecco Trail. L'appuntamento è fissato a venerdì 25 aprile, quando da Via della Pace a Cornuda prenderà il via una delle manifestazioni outdoor più longeve del Veneto. Un evento capace di coniugare sport e territorio, attraversando i colli asolani e collegando idealmente la rocca di Cornuda a quella di Asolo. 6 percorsi in programma, dai 6 km non competitivi fino alla distanza regina di 42 km con 1800 metri di dislivello. Accanto alle proposte intermedie anche la 15 km con partenza da Asolo e la 22 km già sold out.
Come novità quest'anno abbiamo innanzitutto il percorso 42 km che è la Marathon, che pensiamo sia un percorso che si adatta perfettamente alle nostre colline. E un'altra importantissima novità di quest'anno è la partnership che abbiamo con il consorzio Asolo Montello, con il presidente Noal, che ha creduto in noi per valorizzare il territorio, il connubio tra territorio e sport, con l'enogastronomia e l'enoturismo. L'evento segna anche una nuova fase grazie alla collaborazione con il Consorzio Vini Asolo Montello, con l'obiettivo di valorizzare un territorio vocato all'enoturismo e alla produzione di eccellenze, come l'Asolo Prosecco Superiore di OCG. Noi abbiamo sposato in maniera molto convinta l'iniziativa della Due Rocche Asolo Prosecco Trail, proprio perché è un evento sportivo sì, ma non solo sportivo. È un evento di comunità, come mi piace chiamarlo, un evento di festa, di presenza nel territorio e quindi di conoscenza da parte di molte famiglie che arrivano qua anche per competere, ma per conoscere le bellezze del nostro territorio. Ricordo che il nostro consorzio tutela 3 denominazioni: l'Asolo Prosecco Superiore di OCG, il Montello DOC di OCG e il Montello Asolo DOC. Insomma, ce n'è per tutti. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Arrivederci.